Ciao ragazzuoli, allora oggi spedizione solitaria, sono a Sossano e sono qui perché ieri sera ho ricevuto questi bellissimi messaggi. Ciao Nico, come vedi sono all'opera per preparare il sostegno per la cassetta del Diario dei Boschi. Ci siamo quasi, tutto pronto, la postazione è finita. Con il leggio che ho recuperato. Figata, no? Mi sono fatto una piccola traccia, sto andando su a Boccadorno per dare via ufficialmente alla terza cassetta del progetto del Diario dei Boschi. Quindi adesso vado su per di là, un'oretta perché non è che ho proprio tanto tempo oggi, ma non potevo non esserci. Salto in sella e se vediamo dopo. Bella. Solito panorama sugli Ugani, solito salito su asfalto, è una noia mortale. Però sappiate che la traccia che ho fatto è una traccia che possono fare tutti, ma soprattutto in tranquillità, perché non sempre bisogna andare a pedalare fulminati, no? Godemosela un attimo, no? Contro la trina la traccia, guarda che colori, mamma. Sinistra. Tutto così, dentro e fuori dal bosco, si fa tutto tranquillamente, poi poi avrà fatto in discesa sta qua, che forse sarebbe stata più interessante, però vabbè. Lavoro in corso. Ok. Fagianone. Forse che sono. Ciao, sono qua. Signori, ciao. È un piacere. Ciao, bello. Guarda cosa te l'ho portato dopo N mesi. Una vita normale come tutti, te che hai deciso di... Sì. Lei è una roba fuori di testa. Ma ci sono passato vicino prima e non l'ho neanche visto. Che figo. E quindi questa già era la discesa degli allenamenti. Che tra l'altro ho visto adesso che è una linea anche qua. Quella è la chicken line. Esatto. Okay. Quella che ho fatto prima. Ora di riporto. Fantastico, dai. La messa. Bellissimo. Primo messaggio. Perdetevi nel vostro viaggio più bello. Fantastici. Adesso si sta... La firma, perdetevi, esplorate, state fuori. Allora Nico, mi tocca Marco. Adesso impareremo le linee la storia della mountain bike dei Iberici. Sì? Sì. L'essenza. Tiro, salute. Grande, grazie mille. Grazie tutto. Allora che dire, mattinata spettacolare, accoglienza speciale, c'è un nuovo Diario dei Boschi e non mi resta che dirvi, perdetevi, esplorate e state fuori.